Martedì 15 novembre. Inizierà alle 10:30 nella Sala Maestrale ai Magazzini del Cotone a Genova il convegno regionale della rete Scuola Ligure che promuove la salute. Saranno presentate le linee guida per le buone pratiche per la prevenzione e l'educazione al benessere e verrà sottoscritto il nuovo accordo di rete fra l'Ufficio Scolastico Regionale, Alisa e Regione Liguria. A Recco, nella Sala Polivalente, alle 17, Sandro Pellegrini presenta La mia Nigeria, edito da De Ferrari con il giornalista Mauro Boccaccio. Pellegrini, conosciuto come il rivisitatore di storie della sua Recco, questa volta racconta in prima persona i suoi trascorsi lavorativi in uno dei più grandi e popolosi paesi africani. In occasione del Festival dell'Eccellenza al Femminile alle 20:30 al Teatro Gustavo Modena di San Pier d'Arena, ODC Ensemble Nova Opera, un gruppo di giovani artisti ucraini, porta in scena Eros, in mezzo alla vita c'è la morte, produzione operistica contemporanea basata sul Simposio di Platone, che dà spazio alle testimonianze documentate dal team ucraino relative ai primi giorni dopo l'invasione russa. È aperta alle visite la mostra Trame concrete, percorsi espressivi con la ceramica a cura di Daniela Mangini. L'esposizione promossa dal progetto Arte, sostenuto dalle associazioni Il Sentiero d'Arianna, aperta parentesi, Il Raggio e Mediaterraneo Servizi, e si può visitare fino al 20 novembre a Palazzo Fasce a Sestri Levante dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.